L'Olimpica Agragas affila le armi in vista del match che lo vedrà opposto al Cinque Torri Folgore. Questo giovedì la squadra ha sostenuto un galoppo da cui sono emerse delle indicazioni per il tecnico Giovanni Falsone. Sono rientrati in prima squadra Lo Curto, che ha scontato la giornata di squalifica, e il portiere Anzalone, mentre dovrà saltare la gara con la Folgore il bomber Sant'Angelo per squalifica. Intanto la società comunica che dalle ore 12 di mercoledì 13 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti della gara appunto tra Olimpica, Acregas e Cinque Torri, in programma domenica 17 febbraio a partire dalle ore 15 allo stadio Esseneto di Agrigento. I tagliandi sono in prevendita presso la pizzeria e rosticceria Pizza Stadio al costo di 6 euro per la tribuna coperta e di 4 euro per la curva sud. Il biglietto per il settore ospite è di 5 euro. I bambini fino a 10 anni entrano gratis e il botteghino domenica prossima allo Stadio Seneto sarà aperto per l'occasione a partire dalle ore 14. Intanto in Coppa Italia di promozione il Camarat di Renato Maggio, pur perdendo a Giardini per 3-1, accede al turno successivo in virtù del risultato conseguito all'andata al Salaci per 4-1. Il gol camaratese porta la firma di Mangano, decisivo anche nella gara di andata. Infine, in occasione della gara di sabato 16 febbraio della SEAP Aragona, che ospita la capolista Santa Teresa del Riva, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B2 Girone 1, l'intero incasso del big match sarà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana, sezione di Agrigento, per contribuire all'acquisto di una ambulanza. Il costo di biglietto è di 5 euro. All'esterno del palazzetto dello sport sarà presente un gazebo per informare il pubblico sulle attività della Croce Rossa Italiana, il reclutamento di nuovi volontari e attività per i giovani. Infine, i giovani volontari della Croce Rossa distribuiranno palloncini ai più piccoli.